Ve la faccio breve. Noi siamo qui sicuramente per le regionali e per il comune di Castelfranco. Qui si è lamentato che lo chiamo Mastino. Troppi baese. Nel senso che quando azzanna non molla. Prova ne sia che in 5 anni il comune di Castelfranco ha fatto tanto, ha realizzato tanto e adesso giustamente, come si conviene, in democrazia, ovviamente Stefano Marcon, il sindaco Marcon, si presenterà di nuovo davanti ai cittadini. È esattamente quello che sto facendo anch'io. Però quando non hanno più argomenti, cosa dicono? Dicono che la gente non capisce un cazzo. Avete osservato? Perché quando vi dicono che siete condizionati dalla comunicazione del Presidente della Regione, che è tutta fuffa e niente arrosto, io dico, io non faccio polemiche, lo sapete, no? Perché quando mi hanno detto che c'era il Covid, mi sono messo lì a Marghera, mi sono chiuso dentro 140 giorni e io ci ho messo la faccia e io tutti i giorni vi ho detto come andavano le robe. E non è che siamo stati lì a pettinare le bambole, eh? 20.000 persone contagiate, più di 2.100 persone morte e con le difficoltà che abbiamo avuto contemporaneamente più di 2.400 persone ricoverate e centinaia di persone nelle terapie intensive. Ne siamo venute fuori, non bisogna abbassare la guardia, ma non è che siamo stati lì ad aspettare. Voglio solo ricordarvi, visto e considerato che qualcuno dice che noi diamo sempre ragione ai cittadini, che l'invenzione dei 200 metri da casa è mia. Non mi sembra che sia stata tanto gradita. Ma se ritengo che una cosa fa bene ai veneti, si decide e si fa. Punto e basta. E io sono qui, ne approfitto, sono qui per ringraziarvi, perché il sacrificio che avete fatto lo avete fatto per la vostra salute, ma anche per quella di tutti gli altri cittadini, quindi grazie di cuore. Allora con Stefano abbiamo portato avanti, qualcuno si è offeso che ho detto un cadavere eccellente, io non ho mai detto che l'ospedale di Castelfranco è un cadavere eccellente, vi dico che c'erano dei piani vuoti, ancora il grezzo, ancora con la malta, da anni. Allora se noi abbiamo la colpa di averci messo dentro dei medici, dei letti e delle professioni, aver fatto un centro per i tumori, quindi aver portato lo IOV, se questa è una colpa la faremo doppia la prossima volta. Ho conosciuto solo dibattiti in questa località, Stefano. Io però posso ringraziare un ministro. La prima volta che abbiamo inaugurato il primo lotto della Pedemontana, tutti in mezzo alle frasche perché ma chissà i comitati, lui è venuto. C'era solo lui. Noi non siamo dei devastatori, perché questa è la regione, Matteo, che per prima in Italia con noi, con la Lega al governo, ha fatto la prima legge in Italia per il consumo del suolo zero. Vuol dire demolisci, costruisci, ma non vai nel prato a far su da nuovo da zero. Allora abbiamo ereditato una infrastruttura che aveva solo il nome di Pedemontana Veneto, non c'era nulla. L'abbiamo sbloccata. Abbiamo cercato di portare avanti un progetto che esisteva dagli anni 90, non ce lo siamo inventati notte e tempo tra di noi perché dovevamo agevolare qualcuno, no? Abbiamo pagato tutti gli espropriati, oltre 300 milioni di euro. Oggi possiamo dire a questo territorio che c'è la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia che parte da Treviso Nord, fa 94 km e mezzo, arriva a Montecchio, avrà 36 comuni attraversati, 14 caselli, 2 miliardi 258 milioni di euro e noi pensiamo di riuscire a chiuderla tranne i 6 km della galleria di Malo per fine anno. C'è niente da dire. Abbiamo già aperto i primi 15-17 km, procederemo ancora con stralci funzionali. I cittadini magari mi dicono ma ancora non si vede niente. No, noi abbiamo realizzato tutte le grandi opere, i viadotti, i sottopassi, tutto quello che è pesante. Adesso c'è il tema del rilevato e dell'asfaltatura. Io penso che dire a un cittadino di questo territorio, con Stefano ne abbiamo parlato tante volte, che da Montebelluna a Treviso, o meglio ancora da Castelfranco a Treviso, ci metterai 10 minuti? Se te lo dici a uno ti dice che sei imbriaco, no?
No, in 10 minuti lo si fa, in 20 minuti andremo a Bassano da Treviso e voi da qui entrerete in autostrada in uno dei caselli che saranno qui, andrete tranquillamente nel Vicentino, nella 4, nel giro di 20 minuti, piuttosto che andrete a Treviso in una decina di minuti. Questo è quello che accadrà. È una rivoluzione per il territorio. Non sto qua a parlarvi delle riforme della sanità, non vi sto qua a parlare del fatto che abbiamo portato a casa le Olimpiadi, anche qui. Tutti a ridere, no? Tutti a ridere. Tutti a ridere. Tutti a dire Zaia fa i comunicati stampa. Sì, però mica porta a casa le Olimpiadi. Milano Cortina 2026, dopo 70 anni le Olimpiadi tornano in Veneto. E se qualcuno non si è reso conto, sono un giro d'affari di almeno 5 miliardi di euro che porteremo ai nostri territori, in particolar modo alla montagna veneta, che peraltro è patrimonio dell'umanità. Però la roba più grande non l'ho fatta io, l'avete fatta voi. Siete andati a votare per l'autonomia. Avete fatto una grande cosa. I veneti in generale, a prescindere che siano della Lega, di sinistra, di su, di giù, di qua e di là, hanno tolto la casacca quella giornata, hanno lasciato fuori le idee politiche, hanno detto si vota per l'autonomia. Tanto è vero che ci sono molti veneti che avevano i partiti che gli consigliavano di non andare a votare e sono andati a votare per l'autonomia. Io penso che l'autonomia, prima lo diceva Fontana, sia un dovere dare l'autonomia, ma assolutamente sì. Però guardate, per noi l'autonomia, caro Matteo, come tu dici sempre, è un'assunzione di responsabilità. A Roma la vedono come una sottrazione di potere. A Roma la vedono come una sottrazione di potere. Allora, qualcuno mi dice, ma voi siete pronti per l'autonomia? A parte il fatto che noi siamo sempre pronti. Però io dico, se ci avete fatto gestire il Covid, vi abbiamo dimostrato come si fa. Tanto per dirne una, se oggi in tutta Italia è recepito un'ordinanza del Ministero della Salute, si parla di tamponi rapidi, è perché li abbiamo sperimentati qua proprio in provincia di Treviso, Veneto, e abbiamo chiesto al Ministero con una lettera di validarli per distribuirli a tutti. E quindi anche qui per i tamponi avremo non più l'esito nel giro di 24 ore, 3 giorni, quello che sarà, ma ce l'avremo in 3, 4, 5, 6 minuti. Questo è quello che accadrà. Allora, se siamo stati bravi a gestire un'emergenza come questa, vuol dire che ci arrangiamo. Immaginate solo per la scuola. Pensate se avessimo avuto le competenze della scuola. Ma secondo voi avremmo fatto tutto il casino che fai qua? Sai cosa mi ha detto un ragazzo, Matteo? Mi ha detto, guarda che tu non ti sei accorto di una cosa, è una concessione sta roba della scuola, perché è l'unico posto nel quale c'è una roba con le ruote e non si paga il bollo. Però è vero, È vera sta roba se ci pensate. Però se noi avessimo avuto la possibilità di gestire, come abbiamo fatto con altre linee guida e altre attività per la riapertura, sicuramente non avremmo oggi ancora da dire ai genitori che non sappiamo se sarà obbligatoria la mascherina oppure no e a che ora e quando durante il giorno. Voi capite che... questa è la roba che è il primo obiettivo principale. Però, e chiudo, però, e chiudo anche perché poi c'è Matteo ed è lui il nostro ospite, vi dico solo una cosa, lo diceva anche Fontana prima, noi abbiamo la necessità di fare un bel risultato. Ne abbiamo uno di natura proprio di senso civico, no? Che i veneti ancora una volta siano i primi in Italia per affluenza alle urne. Guarda che non è una roba da poco, perché ci saranno 2 risultati il giorno della chiusura delle urne. Ci sarà quello politico, di chi ha vinto, ma ci sarà un altro di natura civica, di qual è la comunità che ha avuto la più alta affluenza alle urne. Noi siamo stati sempre tra i primi. Siamo preoccupati perché i sondaggi che vengono diffusi, che a mio avviso se non li avessero diffusi sarebbe stato meglio, siamo preoccupati perché giustamente qualcuno diceva vabbè, Zaia non ha problemi, vabbè, ma invece noi abbiamo necessità di fare un grande risultato. I voti significano consiglieri, i consiglieri significano solidità di governo, ma soprattutto l'affluenza alle urne, lo dico anche a chi non ci voterà, dà un grande segnale ancora di un Veneto che c'è. Quindi veramente non abbassate la guardia,
sappiate che non sono 9 i candidati ma sono 10, il 10° è l'astensionismo. L'astensionismo è quello che veramente rischia di farci scivolare, e il fatto che se ne parli poco è la dimostrazione che noi abbiamo messo il dito sulla piaga. Quindi andate a votare e invitate ad andare a votare. Grazie, buona serata a tutti, grazie.